Angelo Messinese. Un saluto a tutta l'Assemblea e al tavolo della Presidenza. L'Assemblea di oggi e di domani per noi, cari amici, rappresenta un incontro molto importante, un incontro che deve soprattutto rilanciare il progetto autonomistico, rilanciare l'idea del partito, rilanciare quello che è stato uno dei motivi che ha spinto il sottoscritto, come tanti altri amici in provincia di Agrigento, a credere fortemente a questa idea, cioè quella che campeggia qui al lato a me, cioè la Sicilia e dei siciliani, la Sicilia per il riscatto del nostro territorio. E allora l'occasione mi è gradita, caro Presidente, per rimettere alla tua cortese valutazione, alla nostra cortese valutazione di questa Assemblea regionale così importante del partito, delle considerazioni. La prima considerazione che desidero fare è di ordine politico. Allora noi dobbiamo rilanciare l'idea del partito come sintesi delle autonomie regionali. Questa grande idea che è derivata dal congresso nazionale che abbiamo celebrato a Roma, se vi ricordate, all'Hotel Marriott, nel quale praticamente dobbiamo intanto costruire l'idea di un partito forte, di un partito che parte dalla Sicilia con un forte rivendicazionismo territoriale. E da questa idea di un partito regionale forte bisogna poi estenderlo ad altri modelli, ad altre alleanze che sono la sintesi delle autonomie regionali. Guardare quindi a questo movimento per l'autonomia dal punto di vista politico, dell'idea politica nazionale, come un partito che rappresenti queste espressioni del regionalismo, come abbiamo tracciato come linea politica nel congresso appunto di Roma, e che vada nella direzione tracciata del terzo polo. E allora per fare questo dobbiamo continuare in quella idea che è stata tracciata anche dall'amico Lino Leanza, cioè del partito di lotta e del partito di governo. Non dobbiamo assolutamente perdere di vista quella che è l'idea che ha dato origine, che ha dato genesi al Movimento per l'Autonomia, cioè un partito che ha fatto proprie delle battaglie importanti che hanno così considerato l'attenzione dei siciliani e che hanno distinto il nostro movimento come partito dalle forti connotazioni di rivendicazione del territorio e al tempo stesso un partito di governo. E rilanciare questa idea di partito di lotta e di governo deve caratterizzare la linea politica nostra, soprattutto con quella grande intuizione che il Presidente Lombardo ha avuto 2 anni fa, cioè quella di porre il Movimento per l'Autonomia con grande forza e determinazione al centro dello scenario politico regionale, al centro di quella che è il panorama politico regionale. È stato detto da tanti e lo voglio ribadire anch'io, cioè il nostro partito non è di destra e di sinistra, ma guarda avanti e si pone come partito del territorio, come partito di riferimento delle istanze territoriali. Un partito quindi che ha una sua linea politica che è di confronto con gli amici del terzo polo, con gli altri partiti, che si confronta con chiunque per cercare di porre le basi di un programma che sia veramente di continuità rispetto al buon governo che questa amministrazione regionale presieduta dal Presidente Lombardo ha portato avanti. Chiaramente senza diktat da parte di nessuno, perché il Movimento per l'Autonomia ha dimostrato di portare avanti quella politica in primo luogo della moralizzazione, dell'etica della vita politica, del buon governo che è sotto gli occhi di tutti. Probabilmente dobbiamo fare un passo in avanti, che è quello di una migliore e più efficiente organizzazione. Una migliore ed efficiente organizzazione che passa attraverso la militanza vera, che possa consentire di fare in modo che ci sia un partito che serva, caro Presidente, da collegamento fra le istanze che vengono dal cittadino, le istanze e i bisogni che provengono dal territorio con i nostri amministratori. Bene, allora dal punto di vista organizzativo io penso che tutti ci dobbiamo battere per un partito arioso, per un partito grande, per un partito che dia opportunità alla militanza, per un partito che dia significato a quello che è il valore profondo della meritocrazia,
Per questo dobbiamo fare in modo che da questa Assemblea regionale ne derivi un partito che possa essere punto di riferimento per quello che è l'associazionismo diffuso, presente in vari ambiti. Io ho avuto il piacere di ascoltare stamattina, oggi, gli interventi di tanti amici, espressione di quella società civile, di quell'associazionismo diffuso in vari ambiti che cerca e che deve trovare nel Movimento per l'Autonomia il punto di riferimento. E sono convinto che se ragioniamo con questa idea di un partito grande, di un partito arioso, c'è spazio per tutti, c'è spazio per tutti gli amici che si vogliono spendere per questa grande idea. Io sono contro il partito piccolo, sono contro il partito dei pochi, il partito delle oligarchie. Bene, questo è il modello che noi abbiamo portato avanti. Io modestamente voglio portare l'esempio della mia città. Canicattì, oltre ad aver fatto del Movimento per l'Autonomia con orgoglio il primo partito della città, abbiamo affiancato al Movimento per l'Autonomia questa idea associativa. Canicattì Forte e Libera l'abbiamo chiamata, Canicattì Forte e Libera, che è stata la sintesi delle associazioni. Bene, quella lista, che è il rovescio della stessa medaglia del Movimento per l'Autonomia, ha conseguito il 7,2%, che unito all'11% del partito abbiamo fatto a Canicattì, ma anche in altri centri dell'Agrigentino, il primo partito in assoluto. Questo perché ci siamo aperti alla società, perché noi dobbiamo essere come partito il punto di riferimento delle istanze che provengono dalla società, se vogliamo credere e crediamo fortemente al concetto del partito del territorio, del partito che ascolta la gente. E del resto, tutto quello che è successo in questi pochi mesi, dal referendum alle elezioni amministrative che hanno riguardato Milano, che hanno riguardato Napoli, dimostrano come oggi il vento è cambiato. E allora una forza politica deve essere capace, con una classe dirigente all'altezza, di interpretare questo vento che cambia, questa aria nuova. Caro Presidente, noi questa esperienza di questo punto di riferimento dell'associazionismo diffuso lo vogliamo continuare a portare avanti per far forte il Movimento per l'Autonomia in provincia di Agrigento, come ritengo tutti gli altri lo vogliono fare nelle altre province siciliane. Continueremo con questa esperienza con una riunione, con un'assemblea che riguarderà questo movimento culturale, sociale, che sicuramente vuole dare ulteriore forza al nostro partito, che sarà un'assemblea proprio di questa organizzazione che abbiamo e che vogliamo chiamare Forti e Liberi per la provincia di Agrigento. Questi sono i motivi che ci spingono a continuare con maggiore forza in questa grande battaglia. È un partito, caro Presidente, cari amici, quindi che fonda la propria azione politica su due regole: la partecipazione democratica, e chiudo, la partecipazione democratica dei nostri iscritti, dei nostri militanti, dei nostri simpatizzanti, e poi premiare veramente il merito, cercare di creare una classe dirigente che si basa sull'impegno costante, giorno dopo giorno, per fare grande questo grande progetto politico e per dare forza al nostro Presidente. Grazie, grazie tanto.